vaccino si parte lunedì dal Vax Point di Villorba, di fatto una prima nazionale cui sarà presente il commissario Figliuolo. Zaia, chi non è ancora vaccinato faccia presto. Non erano in Italia da almeno 10 anni, ma per avere il reddito di cittadinanza avevano dichiarato di sì. Denunciate dai carabinieri altre 18 persone, tutte straniere. Autisti e piloti ACTV di Cube USB venerdì 17 fermi per 24 ore, previsti disagi in città e in terraferma, chiedono il rilancio del trasporto pubblico e migliori condizioni di lavoro. Uno scuolabus a TVO e un camion della raccolta rifiuti si scontrano quasi frontalmente nelle campagne di San Michele al Tagliamento, solo ferito l'autista, illeso l'unico ragazzino a bordo. I sindaci del litorale veneto tracciano un bilancio positivo della stagione estiva. Nonostante le preoccupazioni iniziali, l'afflusso dei turisti è stato molto buono. Forte partecipazione di lavoratori veneti all'Assemblea Nazionale dei Delegati CGIL a Milano. Tra i vari problemi evidenziati, l'allarme sulla sempre maggiore diffusione del lavoro precario. Pronto a ospitare la Serie A, la Commissione Pubblici Spettacoli ha approvato la prima tranche di lavori allo stadio di Sant'Elena, domenica alle 15, Venezia-Spezia. Buonasera, ben ritrovati in diretta dunque con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo subito di terza dose di vaccino naturalmente. Si parte dal Vax Point di Villorba lunedì prossimo. Una prima nazionale di fatto. Sarà presente anche il commissario per l'emergenza Figliuolo. Avremo il 20 al lab di Villorba che ha fatto questo hub innovativo di inoculazione ad alcuni fragili, oltre che a persone che non hanno fragilità, ovviamente della terza dose, per i fragili ovviamente. E sarà presente il generale Figliuolo e questo ci fa piacere. La prima inoculazione della terza dose di vaccino in Veneto si terrà quindi alla presenza del generale Figliuolo, una prima di fatto nazionale dal grande valore simbolico. Del resto era stato proprio il Veneto a sollecitare governo e AIFA a esprimersi in tal senso. Si comincerà dai soggetti immunodepressi e trapiantati, poi gli over 80, ma una circolare ministeriale attesa nei prossimi giorni farà chiarezza. Terza dose che impegnerà la macchina sanitaria, da qui l'appello a chi invece non si è ancora vaccinato. Se qualcuno avesse deciso di vaccinarsi per la prima dose, perché poi stiamo parlando di prima dose, è fondamentale che a mio avviso lo faccia subito, perché poi quando arriveranno le priorità per la terza dose noi ripartiamo come fossimo a gennaio 2020 con gli anziani, i sanitari, i fragili, e quindi il quarantenne che arriva bello allenato, palestrato, va in coda a queste vaccinazioni, perché prima c'è la priorità di mettere in sicurezza ad esempio tutti i nostri ospiti delle case di riposo. Vaccino che resta l'arma principale per contrastare gli effetti più drammatici della pandemia. Non era vaccinato, ha sottolineato Zaia, un 79enne morto nelle scorse ore a Treviso. Eppure dal fronte più estremo di Novax continuano ad arrivare minacce. Mi arriva un video di 7 minuti anche ieri, 7 minuti, cominciano a diventare anche robe impegnative. Vaccino ma anche terapia dei monoclonali, con la regione pronta a estendere a tutte le ULSS del Veneto il modello adottato finora dall'ULSS 2 della Marca. Ho chiesto che venga allargata perché è stata intelligentemente introdotta una frase nel certificato di positività del tampone in cui si dice: caro signore, lei è positivo, sappia che può sottoporsi alla terapia di anticorpi monoclonali, la deve fare entro 5 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, che può essere un raffreddore o anche sintomi più importanti, e contatti subito questo numero. Connesso il tema politico del Green Pass nei giorni in cui a livello governativo si parla dell'estensione dell'obbligo nei luoghi di lavoro, e a chi dice che nella Lega le anime sul tema siano troppo diversificate e che il contrasto Salvini da una parte e Giorgetti coi presidenti di regione dall'altra si stia balcanizzando, Zaia risponde così. Una montagna di fantasie, ma registratevi bene quello che vi sto dicendo, a iniziare dal fatto che esista una chat. Ho letto che esiste una chat, ma guardate, sfido chiunque di portare la chat. La leadership di Salvini, rimarca il presidente, non è in discussione, il vero tema politico semmai è un altro, afferma da Palazzo Balbi. Dopo 20 mesi di vita da asceti per l'autonomia, adesso ripartiamo in maniera importante, e io spero che si riesca a chiudere subito un accordo sul contratto, la famosa firma dell'intesa che è un contratto, in maniera tale che si possa ripartire questo percorso. Terza dose dunque, a chi spetta e a chi no. A tracciare una prima roadmap è l'assessore Lanzarini, in attesa che il Ministero accanto ai tecnici emani una circolare.
È arrivato appunto il via libera di AIFA, stiamo aspettando la circolare del Ministero che dovrebbe comunque darci indicazioni più precise. Oggi si sa che la terza dose può essere fatta agli immunodepressi, citano soprattutto i trapiantati, fibrosi cistica, cioè grandi patologie, e può essere fatta dopo 28 giorni dalla vaccinazione, quindi subito, proprio per mettere in protezione appunto queste categorie molto fragili, e si parla di dose aggiuntiva. L'altra categoria invece è quella degli over 80 sanitari, tutte le case di riposo, quindi tutte le persone, noi abbiamo 30.000 ospiti all'interno delle case di riposo. Si parla di dose booster, quindi che fa da protezione ulteriore, così almeno questi sono i termini che loro citano, però poi li capiremo nella circolare con maggiore dettaglio, e possono farlo dopo 6 mesi dalla vaccinazione completa. Noi ci stiamo organizzando, abbiamo detto alle USLA di riaprire i centri di riferimento regionali, quindi all'interno degli ospedali, penso per i trapiantati, per fibrosi cistica, insomma per i centri di questo tipo. Siamo in attesa di capire quali categorie fanno parte dei superfragili, cioè faccio un esempio, la persona con diabete è inserita, non è inserita, cito un esempio insomma per citare gli altri, quindi aspettiamo anche l'elenco con la circolare del Ministero, poi apriremo chiaramente le prenotazioni con una sezione riservata a questi. Le USL si stanno organizzando per invece la vaccinazione dentro le case di riposo per gli anziani, e poi apriremo anche per tutti gli altri over 80 e i sanitari, insomma delle sezioni per quanto riguarda appunto nelle agende insomma delle varie singole aziende. Ora voltiamo pagina. È salito a 35 in pochi mesi il numero di persone che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. I carabinieri in questi giorni ne hanno infatti denunciate altre 18. Altri 18 denunciati per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Sono stati ancora i carabinieri di Mestre a individuare durante una specifica indagine chi, mentendo sulla lunghezza del periodo di residenza in Italia, che deve essere di almeno 10 anni, ha incassato il contributo dello Stato. Le prime 17 persone, di cui 12 straniere, vennero denunciate a luglio. Le ultime 18 segnalate sono invece tutte straniere. Dovranno restituire all'INPS circa 80.000 euro in totale. Attenzione trasporti a Singhiozzo, venerdì a Venezia, lavoratori della CTV di nuovo in agitazione per una lunga serie di motivi, non ultimi gli appalti, garantiti i servizi minimi con le isole e i terminal automobilistici. Venerdì 17, sciopero di 24 ore dei trasporti a Venezia. L'astensione dal lavoro è stata indetta nella prima settimana di scuola e con la stagione turistica ancora in corso dalle sigle USB e CUB dei trasporti. Per questi motivi. La sicurezza del lavoro, un salario minimo compatibile per contrastare il precariato, uno sviluppo di un sistema di ammortizzatori sociali adeguati al contesto post-pandemico, blocco dei licenziamenti contro le liberalizzazioni degli appalti, per costruire e dare un futuro sostenibile al trasporto pubblico locale, anche e soprattutto consultando i lavoratori. Per la CUB Trasporti invece i motivi dello sciopero sono il persistere e l'aggravamento dei turni monta e smonta, le soste di lavoro in zone senza servizi igienici, la manutenzione dei mezzi del settore navigazione. Gli appalti invece preoccupano entrambe le sigle sindacali. Interessi privati stanno prendendo il sopravvento su quello che è il bene comune, ACTV appunto. Per questo auspichiamo che i tavoli vengano al più presto riaperti, dove si torni a discutere di sblocco del turnover, ma soprattutto quali e quanti servizi erogare per la città. Tutti temi che fanno parte del lungo braccio di ferro tra aziende e sindacati dopo la disdetta degli accordi integrativi di secondo livello. In uno sciopero di 24 ore, come quello di venerdì, verranno comunque garantiti i servizi minimi per le isole e i principali terminal cittadini. A ottobre arriverà un salatissimo aumento dei costi dell'energia elettrica. Le stime sono di un più 40%, che avrà ricadute pesanti su famiglie e imprese, ma anche sull'inflazione. Forti aumenti in vista per le bollette dell'energia di ottobre. Sono percentuali notevoli, forse mai registrate prima. Il rincaro del costo dell'energia si aggira attorno al 40%. Quindi è una follia su cui spero che ci sia un intervento del governo per temperare
specialmente per le famiglie, un costo così importante che può diventare insopportabile per una famiglia. Chi ha scelto un gestore del mercato tutelato forse risentirà di meno dell'aumento, ma non è del tutto certo di chi ha scelto un fornitore del mercato libero. A pelle si capisce che il 40% è una roba esagerata e quel trimestre precedente è stato il 20%. Quindi stiamo, come dire, viaggiando a un ritmo che è largamente superiore alla media europea. E stavolta per questi rincari non potremo prendercela col governo perché pare proprio non c'entri. Sono aumentate le materie prime e i costi collegati all'energia, dice Rigobon, mentre fa rumore il silenzio dell'ARERA, Agenzia per l'Energia, le Reti e l'Ambiente. Perché ARERA dovrebbe stare dalla parte, come dire, dei consumatori, dovrebbe. Ripeto, il 40% è un costo assolutamente importante. Di più, tu aumenti l'energia, hai una ricaduta su tutta una gamma di prodotti non energetici e quindi io mi aspetto un'inflazione che parta. I cittadini non potranno ovviamente opporsi al pagamento delle bollette che rincareranno, come detto, di ben il 40%. Per contenere i costi potranno solo continuare a risparmiare sui consumi dell'energia di casa. Arrivano invece per fortuna notizie positive dal litorale perché a pochi giorni dalla fine dell'estate la conferenza dei sindaci traccia un bilancio positivo della stagione. Nonostante le preoccupazioni iniziali, infatti, l'afflusso del turismo è stato molto buono. I risultati dobbiamo monitorarli e aspettiamo la fine vera della stagione per sapere il dato certo, ma già oggi la sensazione è sicuramente molto buona. È presto per un bilancio definitivo dell'estate 2021 sulla costa. Qualsiasi considerazione rimane subordinata all'analisi di dati che in quest'ultimo scampolo di stagione non sono ancora disponibili, ma l'impressione generale alla conferenza dei sindaci del litorale veneto ad Eraclea è positiva. Partita nel segno dell'incertezza e con diverse preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, la stagione è andata bene. Ciò non significa però che tutti i problemi siano stati risolti. Il tema del lavoro è uno tra i più importanti. Ovviamente sullo sfondo ci sono le importanti risorse che ci sono nel PNRR e di conseguenza l'intenzione della conferenza, ma anche delle categorie e dei consorzi, è quella di cercare di fare una pianificazione che risponda con delle esigenze immediate a quelli che sono i grandi temi, ma anche di volgere lo sguardo a questa importante situazione del PNRR perché ne abbiamo effettivamente bisogno. I comuni del litorale stanno facendo sempre più squadra, non solo a livello regionale ma nazionale, come testimonia la recente presentazione a Jesolo di un progetto di legge per il riconoscimento dello status di località balneare in occasione del G20 Spiagge, la rete nazionale delle destinazioni balneari con almeno 1 milione di presenze turistiche. Un momento importante, un momento di confronto, un momento anche che ci fa capire quanto la conferenza dei sindaci del litorale sia un elemento importante, trainante, che ha una grande responsabilità, però è anche un momento in cui abbiamo un abbrivio importante e non dobbiamo perderlo. Veniamo alla cronaca. Incidente verso le 13:40 di oggi tra uno scuolabus e un camion della nettezza urbana a San Michele al Tagliamento, in via Malamocco, località Cesarolo. I due mezzi viaggiavano in direzione opposta quando si sono urtati sui rispettivi parafanghi anteriori sinistri. Nello scuolabus della TVO c'erano a bordo l'autista e un ultimo ragazzino. Un impatto violento che ha fatto sbalzare il mezzo alla sua destra, finendo la corsa contro la base in cemento di un vecchio guardrail che ha miracolosamente tenuto, impedendo che poi il veicolo finisse in un canale. Come vedete dalle immagini, davvero una posizione pericolosa. Sono solo tanto spavento per il ragazzino. Fortunatamente l'autista è finito al pronto soccorso per alcune ferite riportate, giudicate comunque guaribili in pochi giorni.
E c'è stata una doppia denuncia da parte della polizia nei confronti di 2 cittadini tunisini accusati di essere gli autori di numerosi furti avvenuti quest'estate ai danni di diverse attività commerciali. Uno è accusato di aver messo a segno 9 colpi tra Mestre, Carpenedo e Marghera, diventando il terrore delle piccole attività commerciali. L'altro riusciva a intrufolarsi attraverso le ribalte delle vetrine all'interno di negozi, bar, aziende e altre attività commerciali, sottraendo denaro e dispositivi elettronici come telefoni cellulari, tablet e registratori di cassa. Tanto spavento, abbiamo detto, torniamo a San Michele al Tagliamento, altra notizia, tanto spavento, anche in questo caso per fortuna nessun ferito seriamente. Lunedì pomeriggio, a causa dell'incendio di una casa a Schiera, il gran lavoro dei pompieri ha evitato il peggio. Un furioso incendio ha totalmente distrutto lunedì pomeriggio una casa colonica nella frazione di Villanova della Cartera, in via Santa Lucia, vicino alla chiesa. L'abitazione non era occupata e faceva parte di una schiera di 4 unità. I vigili urbani hanno perciò fatto allontanare i confinanti, anche se non tutte le case erano abitate al momento dell'incendio. I vigili del fuoco, arrivati da Lignano, Latisana, Portogruaro, San Vito al Tagliamento, Udine e Mestre, con 9 mezzi e 24 operatori, sono riusciti a evitare che le fiamme raggiungessero le case vicine. Nessun ferito. Altro tema, a Milano ora forte partecipazione di lavoratori veneti all'Assemblea Nazionale dei Delegati CGIL. Tra i vari problemi evidenziati, un allarme sulla sempre maggior diffusione del lavoro precario. Sono partiti all'alba in centinaia da tutte le province del Veneto, chi in autobus, chi in treno, chi con le auto private, in rappresentanza di tutti i settori produttivi e del pubblico impiego. A Milano lo slogan dell'Assemblea Nazionale dei Delegati della CGIL è «Il domani si cambia oggi». Le parole d'ordine, coesione e giustizia sociale contro la precarietà del lavoro. Siamo alle soglie di settimane di una stagione importantissima. Arriveranno al pettine tanti nodi. Il lavoro che è ripartito ma sempre più precario, il tema delle pensioni per dire no al ritorno alla legge Fornero, una riforma del fisco che deve ridurre il peso su lavoratori e pensionati e delle politiche industriali per dare corpo agli investimenti da mettere in campo attraverso le risorse europee. Noi vogliamo esserci e chiediamo al governo di aprire un'interlocuzione e di aprire dei tavoli in tutti questi ambiti. Nel secondo trimestre 2021 l'Istat ha registrato un aumento solo del lavoro a tempo determinato, più 8,3% rispetto al primo trimestre, e addirittura un'ulteriore riduzione del lavoro stabile, meno 2,2%. Stefano Cassarà è arrivato da Noventa di Piave per sostenere la voce dei lavoratori veneziani del settore metalmeccanico. Negli ultimi anni sono stati firmati dei contratti per quanto riguarda i giovani discriminatori nello stesso luogo di lavoro in cui le persone hanno la stessa mansione, ci sono contratti differenti e questo non va bene. Un'ultima notizia di sport, in questo caso da domenica prossima lo stadio Pierluigi Penzo sarà riaperto ai tifosi alle partite del Venezia Football Club. La Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli ha approvato i lavori di ampliamento dello stadio lagunare, che quindi potrà ospitare il match di domenica alle 15 tra Venezia e Spezia. La prima fase del progetto biennale di risanamento del Penzo ha riguardato tra gli altri l'ampliamento delle curve e dei settori distinti, la realizzazione di un nuovo impianto luci, di una nuova area accoglienza, nuove sedute in tribuna centrale e videosorveglianza. Il Penzo, anche se al 50% di capienza, potrà tornare a ospitare il calcio ad alto livello e ovviamente i suoi tifosi. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, ora le previsioni del tempo e poi l'edizione di Treviso. Arrivederci. Prosecco DOC millesimato extra dry. Cantine, i padroncini. Bentrovati al meteo. L'alta pressione che ci accompagna da giorni sarà insidiata da correnti più fresche ed instabili provenienti dall'Atlantico. Il nostro territorio sarà toccato solo marginalmente. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 15 settembre.
Sul Veneto prevale un tempo asciutto, tuttavia in mattinata il cielo risulterà piuttosto nuvoloso e coperto. Maggiori spazi di sereno a partire dalle ore pomeridiane, quando sui monti non si esclude anche qualche locale piovasco. Temperature in lieve calo, minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui alternanza di nuvole e rasserenamenti un po' per tutto l'arco della giornata, sia pure senza piogge. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo anche in questo caso risulterà a tratti nuvoloso con isolati acquazzoni, ma anche con qualche schiarita soleggiata. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Prosecco DOC millesimato Extra Dry. Cantine I Padroncini.